un'intervista a qualche tifoso del Napoli che quanto l'hanno fatto. No, basta. Ragazzi, fare un'intervista? No, no, volevo di frega. Intervista? Io vado a fare. E vai. Allora, come adesso andata la partita? Vabbè, potevamo dare di più, però abbiamo fatto una bella prestazione. Il gol del Torino non ci voleva perché abbiamo scosso la mentalità, però abbiamo bloccato una bella partita. Il ritorno di Anghissà, De Bruyne invece come che sembra? De Bruyne ha toccato pochi palloni ma buoni, mentre Anghissà pure ha giocato molto bene. L'unico giocatore che non mi ha mandato, però io vorrei dire Oliund, mi aspetterei molto di più. È un giocatore che potrebbe dare di più, però in queste ultime partite ci sta dato poco. Grazie. Prego. Andiamo a vedere quanto possibile. Scusami. Allora ci vediamo nella prossima clip. Ciao, Ok. Buonasera. È venuto questo amico, da dove vieni? Da Napoli. Come mi è sembrata? Molto bene il primo tempo, all'ultimo del secondo tempo abbiamo sofferto un po', però fortunatamente abbiamo portato 3 punti a casa. E Anghissà quindi come mi sembra? Anghissà un po' ancora acciaccato, De Bruyne mi ha dato una buona impressione. Mo testa bassa e pensiamo alla Champions. E Oliund fa sempre il suo. Non c'è male, non ce la mandiamo per stasera. L'importante abbiamo preso 3 punti. Forza Napoli e bravo questo ragazzo. Buonasera. Ciao. Come è sembrata la partita? Una buona partita del Napoli fino al 2-0 dominato la partita, poi è scappato sempre il gol finale che ci ha fatto soffrire, questo non va bene, un po' più di attenzione. Oliund, Anghissà. Oliund deve giocare contro tutti, pure contro gli arbitri, sostanzialmente Anghissà un cliente importantissimo. Alisson sorprendente su quella fascia, un'arma molto piccola. Beh, emozionante per come l'ha colto in San Paolo, una cosa molto bella. L'arbitro invece brutto arbitraggio, antipatico, brutto e antipatico. Grazie a voi ragazzi.